battuta nel veneziano Campolongo Maggiore, morto il pilota 60enne, gravi le condizioni della passeggera, una donna di 55 anni che è riuscita a chiamare i soccorsi ed è ora ricoverata a Padova. Ladri, recidivi e spudorati ancora in azione nella notte in piazza Santa Maria dei Battuti. Avevano già colpito alla gastronomia Le Papere, alla Spiga d'Oro e al Panatta la Racket Club. Stavolta sono finiti in carcere. Caccia ai due turisti probabilmente nord europei che si sono tuffati nelle fosse del castello di Castelfranco. Il sindaco, un gesto oltre che maleducato, pericolosissimo. Domani parte il cantiere di rifacimento di Viale Battisti a Treviso con l'abbattimento degli storici pini. Oltre 800 firme per salvarli, il vice sindaco doloroso ma necessario. È iniziata anche nella Marca la vendemmia delle varietà più precoci, ottimismo tra i produttori, sarà una stagione all'insegna della buona qualità e quantità delle uve. Raduno al Bosco delle Penemozze di Cison di Valmarino, anche quest'anno grande la partecipazione di alpini dalla Marca e dal Veneto. In tanti oggi a Fregona per la cronoscalata Vittorio Veneto Cansiglio, organizzata dall'ACI di Treviso, l'edizione del centenario che ha visto un connubio di sport e spettacolo. Da mercoledì a domenica 1 settembre, grande festa a Montebelluna per la 34esima edizione del Palio del Vecchio Mercato, un evento che anche quest'anno Antenna 3 trasmetterà in diretta. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Questi li avete sentiti, i titoli di oggi, ma cominciamo subito con una notizia di un grave fatto di cronaca che si è verificata fuori provincia, nel veneziano. Siamo a Campolongo Maggiore, dove nel pomeriggio di oggi un ultraleggero è precipitato, pesante il bilancio, un morto e un ferito grave. Tragedia a Campolongo Maggiore, in Riviera del Brenta, dove un ultraleggero è precipitato in un campo agricolo verso le 15:30. A bordo c'erano 2 persone, un uomo 60enne è rimasto ucciso sul colpo. L'altra persona, una donna 55enne, è in condizioni gravi ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Padova con l'elicottero del 118, accorso sul luogo dello schianto assieme ad ambulanze del SUEM, vigili del fuoco e carabinieri. Da quanto si è capito, anche da quanto hanno detto i soccorritori, nel velivolo c'erano 2 persone, un uomo su una 60ina d'anni che è morto sul colpo e una donna di 55 che invece è stata lei stessa dopo lo schianto, seppur in semi-incoscienza, a chiamare i soccorritori, insomma, ecco. E adesso la donna è ricoverata all'ospedale di Padova. La zona è quella tra via Monte Ortone e via Monterua. I soccorsi sono stati tempestivi, ma per il pilota 60enne non è stato possibile fare nulla. La donna invece è stata stabilizzata dai sanitari del SUEM di Padova ed è stata ricoverata proprio all'ospedale Euganeo. Pare che a dare l'allarme sia stata ancora in volo proprio la donna. Ancora vigile dopo l'incidente, presentava comunque ferite molto gravi. Nella sua chiamata non aveva parlato di un malore del pilota, motivo per cui è possibile che l'incidente sia stato causato invece da un'avaria o da un malfunzionamento del velivolo. Non sono segnalati altri danni a persone o cose. Fortunatamente non ha colpito abitazioni o persone o veicoli. Ladri spudorati e recidivi, torniamo a Treviso, ora sono tornati in azione nella notte al self-service di piazza Santa Maria dei Battuti e questa volta sono finiti in carcere. Avevano già colpito nei giorni scorsi alla gastronomia Le Papere, alla Spiga d'Oro e al Panatta Racket Club. Avevano già colpito alla gastronomia Le Papere, al Racket Club di Adriano Panatta e alla Spiga d'Oro ed erano già aggravati di provvedimenti giudiziari 2 cittadini italiani, classe 81 e classe 94, che nella nottata si sono resi protagonisti di un altro tentato furto aggravato all'interno di un negozio di Santa Maria dei Battuti, in pieno centro, un self-service 24 ore. Dopo l'ultimo furto, quello alla Spiga d'Oro, erano stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Treviso e sottoposti a speciali provvedimenti. Il 30enne in particolare, già aggravato dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a seguito dell'arresto era stato collocato ai domiciliari, mentre al 43enne era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Nonostante le misure in atto, dimostrando una non comune inclinazione a commettere reati, i due sono stati sorpresi a rubare all'interno del negozio, nonostante fosse chiaramente un obiettivo sottoposto a vigilanza. Sono quindi stati immediatamente riconosciuti e fermati dagli agenti della polizia, tratti in arresto in flagranza di reato e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotti presso il carcere di Santabona. Le indagini della mobile proseguono ora comunque per capire se i due arrestati si siano resi protagonisti di altri crimini. A Castelfranco, ora dove caccia i due turisti probabilmente nord europei che ieri pomeriggio si sono tuffati nel fossato che circonda il castello. Attention! Pay attention, Pentagon! Mouse, big mouse! Sto qua che ha appena fatto il bagno sulle fosse. Bavardati. Come ci fai? Due turisti, probabilmente del nord Europa, hanno pensato bene l'altro giorno di rinfrescarsi dalla calura tuffandosi nelle acque del fossato che circonda il castello di Castelfranco, all'altezza di Porta Cittadella, buttandosi dal ponte. Erano circa le 14 e la bravata è stata filmata dalle due amiche che erano con loro, oltre ad alcuni passanti che hanno immediatamente fatto il giro del web. Un episodio che lascia sconcertati, sia per la maleducazione sia per la pericolosità. Qui c'è stata un'azione di due, mi dicono essere stranieri, adesso verificheremo, che è tendente solo a mettersi in mostra, senza considerare il pericolo che hanno corso e il danno d'immagine anche alla città, perché non è bello sicuramente vedere dei turisti che fanno girare un video solo per trovare forse un po' di ristoro rispetto alla canicola, ma non si fa così. E io l'invito che faccio è quello di considerare sempre quando si fanno queste azioni, perché qui l'acqua è 50 centimetri e mettono in mente coloro che si tuffano dai pontili di Jesolo. Se hanno bisogno di trovare ristoro, che vadano al mare e trovano sicuramente sicurezza e anche ristoro. Episodio che non passerà sotto silenzio. Attiveremo delle indagini assieme alle forze dell'ordine e alla polizia locale per capire se siamo in grado di risalire alle identità di questi due personaggi e poi laddove riuscissimo pagheranno il dazio che devono pagare. Una delle persone che ha girato i video è Alessandro Bonin, che ha tentato di farli desistere ma senza successo. Sicuramente non erano a conoscenza magari dei divieti di balneazione, ma più che altro di eventuali materiali nel fondo del fossato, oltre che per l'aspetto sanitario. Suppongo sia una pratica che si usa molto in altre zone d'Europa. Mi è capitato di essere in Germania e vedere proprio i fiumi invasi da ragazzi, da giovani proprio che si tuffano per rinfrescarsi. Anche in città? Anche in città, in centro a Monaco di Baviera. Episodio comunque non nuovo per la città. Lo scorso anno, il 29 luglio, 3 svizzeri ubriachi avevano compiuto la stessa goliardata dopo una notte brava. Questa mia che si sorsi. Una coppia di turisti inglesi di circa 70 anni ha chiamato i soccorsi oggi mentre erano impegnati sul sentiero verso il bivacco Loff a Cison di Valmarino. Stanchi ed assetati, senza più scorte d'acqua, non riuscivano a proseguire né a tornare indietro. A recuperarli è stato l'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia. I due soccorritori si sono calati appunto nei pressi del bivacco, raggiungendo la coppia. I due sono stati imbragati e trasferiti con il verricello fino alla piazzola di Castelbrando, dove erano presenti anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono durate circa un'ora. Ed ancora cronaca, incidente verso le 4:30 della scorsa notte in via Battisti a Distrana, dove un'auto con a bordo 5 persone, tra le quali una bambina di soli 4 anni, è fuoriuscita di strada ribaltandosi. In un primo momento si era tenuto il peggio. Fortunatamente i soccorritori giunti prontamente sul posto hanno constatato che i 5, compresa la piccola, avevano riportato solo lievi lesioni. Sono stati trasportati all'ospedale per gli accertamenti e le medicazioni.
42 pini marittimi dovranno essere abbattuti in viale Cesare Battisti, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi perché verrà avviato il progetto di riqualificazione dell'intero viale. Una petizione online contro l'abbattimento ha già raccolto quasi 1000 firme. Commercianti e residenti si dividono. Su un albero è già comparso il disegno di un bambino che recita il De Profundis per uno dei 43 pini marittimi che saranno abbattuti su viale Cesare Battisti a partire dal 2 settembre prossimo. Lunedì si aprirà il cantiere che porterà alla ristrutturazione del lungo tratto ombreggiato da quasi 100 anni dai pini marittimi che dal 2 settembre non ci saranno più. I lavori erano inevitabili, la strada fortemente sconnessa, la pista ciclabile totalmente inagibile, pericoli ad ogni metro e alberi arrivati a fine ciclo, come dice l'amministrazione, quindi non salvabili. Un gruppo di cittadini ha però aperto qualche giorno fa una petizione online, già a quota 800 firme, per scongiurarne l'abbattimento, ma anche residenti e commercianti sono divisi sul tema. È triste vedere questi alberi che vengono portati via perché sono bellissimi, ma i marciapiedi sono pericolosi, specie per un anziano, magari per chi cammina, per chi va in bicicletta, quindi spero solo che li ripiantino con essenze che hanno la stessa età di questi alberi, magari radici meno invasive. Mia madre col deambulatore non riesce a fare questa strada e quindi perde la possibilità di autonomia che è giusto abbia anche un anziano. Credo che sia veramente un delitto abbattere questi alberi. Non c'è stata lungimiranza sicuramente, perché adesso il problema c'è, ma credo si possa anche pensare a delle alternative. Mi viene in mente una passerella, ma capisco che può essere anche una stupidaggine quella che dico, non conosco, ma immagino che nel 2000, con tutti i prodigi che riescono a mettere in atto per ben altro di superfluo, o no? Certamente questi pini marittimi sono piante bellissime, ma dove ci sono posso capire che diano dei problemi realmente importanti sulla strada, sui marciapiedi, eccetera. Anche la politica risponde, anche se il PD per ora non ha espresso un parere univoco. Sappiamo di questa petizione online, sappiamo anche che sono state fatte delle ricerche dal punto di vista dei tecnici e quindi probabilmente quegli alberi erano malati. Anch'io però soffro quando gli alberi vengono tagliati e sarei molto, come dire, vorrei tanto firmare la petizione. Come partito noi non abbiamo preso una posizione per ora, però se si possono salvaguardare gli alberi noi lo preferiamo. Domani dunque parte il cantiere con l'allestimento dei lavori. Ai primi di settembre verranno tagliati gli alberi. Il vice sindaco di Treviso e assessore all'ambiente Alessandro Manera spiega le ragioni della decisione, appunto, che definisce dolorosa, di tagliare i pini. Partiamo dal presupposto che a noi dispiace farlo. Abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo studiato progetti, controprogetti. Purtroppo l'errore è a monte, cioè i pini marittimi non sono piante autoctone e vediamo il disastro che hanno fatto su questo viale. Bellissimi, centenari, la decisione di abbatterli è dolorosa ma non ci sono alternative. Il vice sindaco e assessore all'ambiente Alessandro Manera spiega la scelta che l'amministrazione ha dovuto fare nell'ambito del progetto di riqualificazione di Viale Battisti, ormai quasi impraticabile a causa dei danni provocati dalle radici dei pini marittimi. Diversi sono già quasi alla fine del ciclo vitale, altri instabili e sostenuti da tiranti. Molti negli anni sono già caduti o è stato necessario abbatterli per ragioni di sicurezza, tanto che da 80 ora le piante sono 43. Abbiamo provato in tutti i modi, la progettazione non lo consente perché una volta che noi andiamo a toccare la strada e troviamo le radici, toccando le radici automaticamente gli agronomi ci dicono guardate che i pini diventano instabili, quindi è veramente un forte dispiacere farlo. Con il rifacimento del viale, che comprende anche nuovi marciapiedi, piste ciclabili, acquedotto e fognature, verranno anche ripiantati altri alberi più grandi. Ci eravamo focalizzati sui lecci. C'è da dire che non è semplice neanche trovarli, perché trovare 80-90 piante, perché poi le posizioneremo anche su altri spazi vuoti in città giardino, la cosiddetta città giardino, li stiamo cercando, non noi tanto, l'azienda, in tutta Italia, anche per trovarli di dimensione
sufficienti, non vogliamo mettere dei ramoscelli, però non è semplice perché sono tante piante. Ci stiamo lavorando, il periodo della piantumazione è a novembre, non è adesso, anche lì tanti dicono no ma dovete piantarli adesso che il viale ci sono anche i tempi che la natura non rispetta i tempi dei lavori pubblici, la natura rispetta i suoi tempi. Quando farà freddo abbastanza trovate le piante con le caratteristiche idonee, le pianteremo. La cosa importante è mettere l'impianto irrigazione, perché mettendo piante a pronto effetto, non essendo piante piccoline, abbiamo bisogno di dargli una mano già da subito, perché altrimenti rischi che vadano in difficoltà. Non ce l'ha fatta Alessandro Sarri, 50 anni, colto da malore 2 settimane fa durante un'escursione in bicicletta sulle montagne del Friuli. Si è spento all'ospedale di Treviso, dove era stato trasferito da Udine. Grande appassionato di sport e montagna, Sarri era dirigente del settore economico e finanziario del comune di Vittorio Veneto. Abitava a Mansuè. Profondo cordoglio alla famiglia esprime la sindaca di Vittorio, Mirella Balliana. Ci lascia una figura dall'elevatissimo profilo professionale e umano, un lavoratore di grande competenza e disponibilità che amava sinceramente il suo lavoro al servizio dello Stato e che era apprezzatissimo da amministratori e colleghi, scrive la Prima Cittadina. E poi c'è stato anche un altro lutto a Treviso. È morto a 80 anni Alfeo Borella, barman e storico proprietario dell'American Bar posta in piazza San Leonardo, uno dei primi piano bar in città e punto di riferimento dagli anni 70 per generazioni di trevigiani e non solo. Padovano d'origine, da ragazzo si era trasferito in Germania lavorando nel settore dei pubblici esercizi e con il sogno di aprire un locale tutto suo. Tornato in Italia lavorò a Cortina, al Tuladi, Alfredo Beltrame, al Bar Sport, per poi coronare il sogno appunto con l'American Bar di piazza San Leonardo, diventato un locale iconico della Treviso da bere per diversi decenni. L'ultimo saluto ad Alfeo Borella martedì 27 agosto alle 17 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso. La politica ora, l'autonomia differenziata sarà uno dei temi centrali della festa democratica organizzata dal PD trevigiano, che per 6 giorni, dal 3 all'8 settembre prossimi, porterà in città i big della politica nazionale, da Elly Schlein a Vincenzo De Luca, da Stefano Bonaccini alla trevigiana Rachele Scarpa. Il Partito Democratico fa sul serio e, forte dei risultati delle europee che lo hanno messo in testa alle preferenze politiche dei trevigiani, rafforza la presenza sul territorio con la festa democratica in partenza il 3 settembre e comincia a pensare anche ad un sindaco donna da presentare in tempo utile per sfidare la Lega alle amministrative del 2028 o prima se Mario Conte andrà in regione. In Prato della Fiera fino all'8 settembre, insieme ai big della politica nazionale, non mancheranno dibattiti sul premierato, su sanità e parchi pubblici, sulla valorizzazione delle donne e i giovani, ma soprattutto sull'autonomia differenziata. La raccolta firme contro la legge Calderoli resta uno dei temi cruciali dei militanti e sarà possibile durante tutta la festa. Noi siamo contrari a questa proposta di autonomia differenziata, non perché siamo contro all'autonomia in sé, ma perché questa proposta divide il paese, aumenta la burocrazia per i cittadini e le imprese che si troveranno con materie come le politiche dei trasporti, le politiche dell'energia divise in 20 proposte, una per regione. È un'idea, una riforma che complicherà la vita degli imprenditori e dei cittadini e da questo punto di vista ne parleremo anche in maniera un po' provocatoria con Vincenzo De Luca alla festa democratica del PD. Spacca l'Italia perché in realtà l'Italia è una sola, non può essere divisa in questa fase qui, soprattutto con un deficit di 3.000 miliardi, diciamo. Ma anche sul dibattito sulla cittadinanza si ragionerà sulle proposte che il PD, favorevole allo Ius Scholae, presenterà in Consiglio Comunale. In coordinamento con il sindaco di Vicenza, il sindaco di Padova e il sindaco di Verona, che stanno già presentando delle mozioni nei loro consigli comunali, anche a Treviso presenteremo una mozione che riguarda appunto il sostegno a questa proposta di legge. Pensiamo che si potrebbe cominciare con lo Ius Scholae, che dà, diciamo, maggiori garanzie di acclimatamento nell'ambiente istituzionale e culturale italiano. Credo che bisogna dare ai giovani luoghi in cui incontrarsi, formarsi, socializzare, perché credo che molto della microdelinquenza nasca da disagi personali.
Ancora rifiuti abbandonati sulla Treviso-Ostiglia, questa volta i soliti ecovandali hanno lasciato accanto alla ciclopedonale, siamo in zona all'ultimo miglio, addirittura un letto smontato con tanto di materasso in gomma piuma, dei pantaloni ed un sacco pieno di capi di vestiario. A fare la segnalazione Vittore Trabucco, residente in zona, e da sempre particolarmente attivo nel segnalare il degrado che purtroppo alcuni incivili lasciano nella cosiddetta strada del respiro. Ed ora la vendemmia, è iniziata anche nella Marca la vendemmia con le varietà di uva più precoci come Pinot e Chardonnay. Per l'uva del Prosecco bisognerà attendere i primi di settembre. Ottimismo tra i produttori. Qualità, quantità e tutela ambientale. Tre parole per definire la stagione della vendemmia 2024, al via anche nella Marca, con le varietà precoci come Pinot e Chardonnay in anticipo di una settimana rispetto all'anno scorso, mentre per il Glera, vitigno utilizzato per il Prosecco DOC e di OCG, bisognerà attendere ancora qualche settimana. La parte qua terminante di agosto sarà appunto la parte dove si raccoglieranno i Pinot, i Chardonnay, i Sauvignon, si raccoglieranno le uve quelle più precoci, mentre il Glera andrà in raccolta non prima dei primi di settembre. Anche se la varietà Glera proprio negli ultimi giorni sta maturando bene e si sta arrivando pian piano a maturazione fenolica, che è la maturazione quella dedicata proprio per la raccolta dell'uva per produrre vino. Perché per produrre vino abbiamo bisogno sì di una buona quantità di zuccheri, ma soprattutto anche nei vitigni come il Glera c'è anche l'importanza che ci sia un equilibrio tra zuccheri e acidità, e le giornate molto calde di questi giorni stanno un po' alla volta abbassando la quantità di acidi e di conseguenza si trova un equilibrio tra zuccheri e acidi che può dare poi origine a un ottimo prodotto. Quel che è certo è che le condizioni climatiche interferiscono sempre più sui tempi di maturazione e sulla qualità della produzione. Le previsioni a livello quantitativo parlano di un'annata nella media degli ultimi anni sicuramente migliore di quella del 2023, segnata da forti grandinate e malattie, dalla peronospora alla flavescenza. Molto buone le previsioni sulla qualità sia dei rossi che dei bianchi. Per le varie denominazioni del Prosecco, produzione e qualità del 2024 sono attese molto buone, sia in pianura che sulle colline di Asolo, Conegliano e Valdobbiadene, dove gli strascichi della flavescenza incideranno forse ancora sulla piena produzione dei vigneti. Buone le notizie anche per quel che riguarda i prezzi. Il prezzo funziona sempre delle uve in funzione anche di quella che è la richiesta di prodotto, quindi la richiesta di prodotto c'è, in modo particolare sull'uva Glera ma anche sulle altre uve, la qualità pure, e quindi i prezzi sono abbastanza stabili. Abbiamo anche rispetto all'anno scorso qualche piccolo aumento sul Pinot Grigio perché c'è anche meno quantità rispetto al previsto. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, con la giornata di oggi, domenica. Parecchi trevigiani hanno terminato le vacanze, è tempo quindi di programmare l'autunno con qualche buon proposito per la stagione che verrà. Sentiamo. Settembre, andiamo, è tempo di migrare, recitava una famosa poesia di Gabriele D'Annunzio. Ora invece è tempo di riprendere quei buoni propositi lasciati prima dell'estate e rimandati come sempre all'autunno. Ecco come i trevigiani, finite le ferie o quasi, si preparano alla nuova stagione. Tanto ballo, che quello fa bene per tutto. Sia per la forma che per l'umore. Certo, specialmente anche per l'umore. Ma possiamo sapere che tipo di ballo? Va bene un po' tutto, da liscio, latino, tutto va bene. E si ritorna al lavoro è la vita tradizionale. Ma hai in mente di fare qualcosa di nuovo, che ne so, fare un corso di qualcosa? No. Ormai a questa età, signore, abbiamo raggiunto... No, è ancora giovane. Sì. Lei, signora? Propositi? Migliorare in tutto, c'è sempre da imparare.
Questo? Lavoro, casa, famiglia e qualche attività sportiva che aiuta a combattere lo stress. Si riparte alla grande, sì, con gioia e accogliendo ogni giornata, ogni momento con positività. Non potevano mancare le persone che si ripropongono di rimanere in forma o di ritornarci, o chi pensa agli studi che verranno. Di stare in forma, di essere in forma e di stare all'aria aperta. Un po' di palestra così butto giù la pancia, assolutamente sì. Vorrei fare prevenzione negli ambienti di lavoro. Sarebbe un mio sogno grande, sì. Ma adesso devi fare un test d'ingresso, sì, con calma adesso, con le tempistiche universitarie, la burocrazia, però speriamo di farcela. Ricomincio l'università e spero tutto bene, sport, tutto, si riparte. Ma c'è anche chi non ha propositi o li ha un pochino differenti. No, non ho finito l'estate e i propositi sono di continuare le vacanze. Nessuno, è già tutto perfetto. È vero. In quest'ultima domenica di agosto è arrivato anche il primo appuntamento di fine estate per gli alpini con il tradizionale raduno al Bosco delle Pennemozze. Sicuramente è una grande emozione, è piacevole vedervi così numerosi anche da parte delle amministrazioni, quindi questo significa che il bosco cresce moralmente e cresce all'interno delle nostre comunità. In tanti anche quest'anno hanno presenziato al 53esimo raduno al Bosco delle Pennemozze di Cison di Valmarino. Segno di coesione nel ricordo, ha sottolineato il presidente Piovesan, perché le vicende dei 2411 alpini che qui sono segnati nelle steli sia da monito per le guerre che ancora oggi sconvolgono il mondo. Ecco perché un bosco dove le steli segnano fronti di guerra e di dolore, ma anche le note di un inno che rende incancellabile la memoria della prima grande guerra mondiale. Memoria che deve essere tramandata tra generazioni nelle sue verità di dolore e morte, senza quella patina di ipocrisia che trasforma le guerre in operazioni speciali, ha sottolineato nel suo intervento il vicepresidente dell'associazione Alessandro Trovant, che ha chiesto ancora una volta a gran voce alle istituzioni il sostegno alle iniziative di condivisione degli alpini per i giovani. Ma noi, testardi come muli, dobbiamo continuare a difenderli e a proclamarli questi valori, che sono il senso del dovere, il rispetto per le istituzioni e del sapersi mettere al servizio della quotidianità, o meglio della comunità. Come alpini non smetteremo di invitare coloro che ci governano ad indirizzare verso questi valori i nostri giovani. Come Associazione Nazionale Alpini abbiamo istituito dei nostri campi scuola ed abbiamo rilevato con nostra grande soddisfazione che i ragazzi di fronte a proposte serie e qualificate sanno aderire con entusiasmo e questo è per noi uno stimolo a continuare su questa strada. E dopo la messa officiata dal cappellano militare del 7° Reggimento Alpini, il momento forse più toccante dell'intera cerimonia, alla presenza della vedova del generale Medaglia d'Oro Enrico Reginato, è stato quando il coro dei cori, diretto dal maestro Claudio Provedel, ha intonato Il Signore delle Cime. Lascia
A Fregona, ora grande successo oggi pomeriggio per la cronoscalata Vittorio Veneto Cansiglio organizzata da ACI Treviso, l'edizione del centenario che ha visto un connubio tra sport e spettacolo. Siamo contenti perché la Cansiglio sta ritornando la gara che era e che probabilmente potrà essere. 21 settembre 1924, 25 agosto 2024, la Vittorio Veneto Cansiglio compie 100 anni e lo fa con una gara che è diventata una festa che ha visto un bellissimo connubio tra sport e spettacolo. Era doveroso festeggiare in questo modo il centenario, ci abbiamo messo tutte le risorse possibili, ma grazie al contributo anche del Comune di Fregona, della provincia e della regione siamo riusciti a rimettere in pista a questa gara. Poco meno di 6 km in salita, tra curve e panorami splendidi che fanno della Vittorio Veneto Cansiglio una delle cronoscalate più belle d'Europa. Secondo me è la più bella d'Europa perché è un percorso complicato, difficile, tecnico e quindi chi fa la Cansiglio è un pilota di un certo livello, quindi chi corre qui significa che la macchina e l'auto la sa padroneggiare ed è un pilota maturo, quindi siamo contenti. Una storia mitica, quella della Vittorio Veneto Cansiglio, che ha visto in un secolo di vita confrontarsi con questa cronoscalata alcuni tra i più grandi piloti, da Nuvolari a Nesti, da Baricchi a Zarco. Ha un percorso che si caratterizza per difficoltà, quindi è molto tecnico, non è assolutamente facile e coloro i quali si iscrivono veramente si mettono alla prova. Per la cronaca, la 42esima edizione è stata vinta dal trentino Diego De Gasperi della vittoriese V-Motorsport, sport e spettacolo che fanno anche da volano all'economia del territorio. Penso che fra qui e le Grotte del Canelon ci siano molto più gente che gli interi abitanti del nostro comune, quindi va benissimo, lavorano le attività economiche, il pubblico si diverte, c'è molta sportività e quindi va bene. Protezione civile si è conclusa per 25 ragazzi dai 13 ai 17 anni, una settimana formativa a Pecol di Zoldo. 25 giovani dai 13 ai 17 anni hanno partecipato dal 18 al 24 agosto al campo scuola Anche io sono la protezione civile a Pecol di Zoldo e con l'appoggio della Casa Alpina Parrocchia di Pieve di Soligo. Organizzati dall'Associazione I Cavalieri dell'Etere di Conegliano in collaborazione con Regione e Provincia, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con altre organizzazioni di volontariato di protezione civile, i giovanissimi hanno appreso la cultura del rispetto e dell'emergenza, imparando i rudimenti della professionalità e diventando alla fine cadette e cadetti di protezione civile. Sicuramente è stata un'esperienza molto educativa e mi impegnerò sempre di più per protezione civile. La protezione civile è sempre stato un mio piccolo sogno fin da quando sono piccolo e ho voluto provare queste esperienze anche per imparare nuove cose e fare molte nuove amicizie. A me ha impressionato molto la visita alla diga del Vajont perché siamo riusciti a capire quanto è stato disastroso l'incidente successo nel 63. Invece a me ha colpito molto l'esperienza fatta con i cinofili, in quanto abbiamo scoperto come si crea il rapporto tra volontario e il cane. A Montebelluna, ora da mercoledì 28 a domenica 1 settembre, grande festa per la 34esima edizione del Palio del Vecchio Mercato, una manifestazione che anche quest'anno Antenna 3 seguirà in diretta. Si parte mercoledì con la consegna delle chiavi della città, poi una serie di eventi e manifestazioni fino al clou di domenica con la tradizionale corsa dei carri, Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, 34esima edizione, un'edizione che mira a sviluppare tradizione e territorio. Quindi abbiamo abbracciato tutto il territorio di Montebelluna ed è per questo che promuoveremo la cucina del Montello all'interno della tensostruttura, è per questo che promuoveremo e stiamo facendo, lo faremo anche proprio con la diretta domenica dove dedichiamo proprio una parte all'imprenditoria, alle eccellenze del territorio montebellunese e quindi dal settore del vitivinicolo piuttosto che quello dello sport system. Culmine della festa, preceduto sabato dalla gara delle donne, sarà la corsa dei carri domenica pomeriggio. 11 le contrade pronte a sfidarsi nella gara con gli atleti che devono spingere un carro in salita dal centro fino a Piazza Colonna a Mercato Vecchio, una vera sfida con il caldo torrido di quest'anno.
quest'anno. Con un carro da 380 kg in salita direi che questi nostri ragazzi, che sono tanti, è dell'orgoglio di questo palio perché coinvolge 497 atleti giovani, coinvolge quindi anche poi i supporti di questi giovani, quindi è bello, veramente bello. Domenica 1 settembre Antenna 3 trasmetterà la manifestazione in diretta a partire dalle 13:30 con l'approfondimento quelli che il palio, commenti e pronostici della gara e poi la sfilata storica e la gara con il miglior tempo che decreterà il vincitore del palio 2024. Andiamo ora sul prato della fiera, luogo che ospita ancora oggi tante manifestazioni, comprese le fiere di San Luca, e che ha ospitato grandi eventi anche in passato. Erano proprio questi giorni di fine agosto del 1987 quando sul prato della fiera suonò la band allora in gran voga degli Spandau Ballet e lo spettacolo mobilitò e divise la città intera tra favorevoli e contrari. Ve lo raccontiamo nel nostro servizio storico della domenica. Fanno impazzire decine di migliaia di giovani trevigiani, hanno allertato una città intera. Di loro, nella nostra regione, non si fa che parlare da oltre un mese. Sarà, ma il fenomeno Spandau Ballet non trova proseliti e consensi dappertutto. La riprova si è avuta questo pomeriggio a Fiera. Nel raggio di qualche chilometro oramai sono stati intervistati vari campioni di popolazione. Mancavano loro, i commercianti, i negozianti, gli esercenti in genere. Pareri non certo entusiasti. Nei grandi avvenimenti non è che ci sia un grande guadagno, bisogna essere organizzati molto bene però. Quindi lei dice così come siete organizzati attualmente, anche forse altri esercenti qui, non è che porterà un grosso guadagno? No, assolutamente. Una perché c'è una proibizione di vendere tante cose che possono provocare dei guai. Secondariamente non vedo che questa massa di ragazzini possa dare uno che sono presi da questo vortice del canto, ma comunque... Ma vi state organizzando? No, io sto lavorando, mi sto organizzando. Quindi praticamente tutto procede come prima? Per me sì. Mi portano solo dei disagi, perché intanto noi dobbiamo chiudere il negozio prima cosa. Ah, voi chiuderete? Sì, noi chiudiamo direttamente perché non si fidiamo di questo afflusso di gente, perché su questi compressi ci sono di tutto. E allora noi non ci vediamo, insomma. Dal punto di vista commerciale, ecco, frutterà la cosa per voi? Non penso perché... Ma in quel caso là i nostri clienti fissi pomeriggio non spariranno. Non so, ci saranno comunque forse 40.000 ragazzi qui. Sì, ma penso di chiudere presto. E se possibile vado a vederli, ma non so, vedremo. Abbastanza scettico? Sì, anzi molto scettico. Intanto proseguono i preparativi nella piazza che ospiterà il concerto. Stamane sono state installate 26 fontanelle in vari punti, 12 però molto vicine fra esse, proprio in prossimità del palco. Serviranno a dissettare i temerari, hanno detto gli operai del comune, coloro che affronteranno la canicola sin da mezzogiorno di lunedì. Il tratto di strada lungo circa 200 metri che porta direttamente al prato della fiera sarà chiuso al traffico e non si potrà sostare con autoveicoli, come indica chiaramente questo cartello segnaletico. Le linee dell'autobus che servono abitualmente la zona fiera saranno invece potenziate. Sono previste molte più corse in 2 fasce orarie di lunedì, dalle 13:30 alle 18 e dalle 20 alle 21. Ed era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, arrivederci.